Il gong. Il gong. Bene, stiamo per cominciare la diretta, tra qualche istante manderemo la pubblicità, vi diciamo subito 2-2 appena pareggiato il Verona, una partita double face, primo tempo fino al 36esimo di marca friulana, 2-0, poi è arrivato il gol su rigore del Verona che ha permesso alla formazione scaligera di accorciare le distanze e nel secondo tempo stiamo vedendo soltanto il Verona in campo. Ma prima di commentare con Enzo Cattaruzzi, qui in diretta dall'Eden Lounge Bar di Manzano, restaurant, mandiamo la pubblicità e tra poco siamo di nuovo con voi. Bene, siamo in diretta qui dal Lounge Bar di... Doveva partire il secondo spot, ma non è partito, dunque problema tecnico, dunque siamo in diretta, adesso ufficialmente in diretta, qui dal Eden Lounge Restaurant Bistro di Manzano, dove seguiremo con voi le fasi finali di Udinese Verona. Per chi si fosse messo in ascolto audio e video in questo momento, risultato di perfetta parità 2-2, vantaggio dell'Udinese al 16esimo del primo tempo con Ebosele, poi il raddoppio di Luca al 30esimo, sempre del primo tempo, il Verona accorcia le distanze con Djuric sul calcio di rigore al 37esimo e pochi secondi fa, al 16esimo del secondo tempo, il gol del pareggio da parte della formazione scaligera. Allora, Enzo Cattaruzzi, il primo telegramma di questa diciamo che l'Udinese sta gettando al vento una vittoria quasi sicura, perché noi vediamo che la preponderanza del Verona che sta occupando il centrocampo e comunque sia si sta dando da fare per poter portare a casa addirittura 3 punti che sarebbe per oro per il Verona. Altrettanto lo sarebbe per noi, ma vedo che la squadra allenata da Cioffi in questo momento, dopo il rigore dato al Verona dall'arbitro Maresca, si è trovata in grande difficoltà, pare aver smarrito un po' quello che l'Aver l'aveva portata su 2-0 e adesso sono un po' di dolori perché evidentemente deve riordinare un po' le idee e vedere se può riacciuffare questi 3 punti sfuggiti in questi minuti, insomma. Ecco, nel frattempo ci sono i cambi da parte di Sottil, stanno uscendo Pereira e, se non sbaglio, allora Pereira in questo momento sta uscendo, sta entrando anche Toven e c'era anche Luca nei destinatari d'uscita. Abbiamo visto proprio pochi istanti fa Pereira, mentre stavi parlando, che ha avuto una grande occasione davanti al portiere, ai noi ha calciato addosso all'estremo difensore scaligero. Ecco, Toven che sta per entrare in campo, esce chiaramente Pereira, risentimento muscolare, almeno da quanto abbiamo visto per quanto riguarda il giocatore che è appena lasciato in campo, magari Toven dà quel peso giusto in attacco, alla ricerca magari del 3-2. Di riprendere un po' il bando della matassa per tornare un momentino a fare quelle folate offensive che ha fatto nel primo tempo per poter riportare l'Udinese in vantaggio. Cioffi cerca con questi cambi di scuotere un po' la squadra, ma vedo che la squadra un momentino è ancora in surplus, non riesce a capire come ha preso 2 gol in pochi minuti e dal primo al secondo tempo ha smarrito un po' il progetto iniziale. Vediamo adesso che il Verona sta attaccando ancora perché vediamo che i giocatori scaligeri sono sul pallone in maniera ossessiva e comunque sia
con un forcing continuo. L'Udinese sta arrancando in questo momento, sta cercando di difendersi, ma vediamo che ecco, c'è stata un po', possiamo dire, no? Una sorta di involuzione tattica rispetto alle prime 3 partite della gestione Cioffi. Se ti ricordi, proprio in occasione della partita con l'Atalanta, io dissi, davanti a questa telecamera, dissi, secondo il mio punto di vista, in questo momento la sosta per la nazionale arriva nel momento sbagliato, perché sicuramente Cioffi qualcosa era riuscito a rinquadrare, almeno sotto il punto di vista del gioco, quando si parla della famosa maglia sudata che magari non si vedeva con Sottil. Poi abbiamo già visto subito a Roma con la Roma, e oggi non puoi essere avanti di 2-0 e adesso anche vai a rischio di perdere. No? Dunque c'è una sorta di involuzione rispetto alle prime 3 partite gestite da Cioffi. Evidentemente deve motivare di nuovo la squadra, perché appunto, come dicevi tu, aveva trovato anche la soluzione, ma adesso mi pare che l'Udinese sta cercando di difendere questo 2-2, che le permetterebbe di avere un punto in classifica in più, ma non le permetterebbe di risolvere un po' i problemi che ha, e naturalmente dovrà lavorare molto Cioffi, non so se dovrà fare qualche altro cambio, ma comunque anche il riscaldamento muscolare di Pereira ci porta buone notizie, perché potrebbe fermarsi qualche turno, insomma, no? Quindi anche qui dovrebbe ridisegnare di nuovo l'assetto della squadra. Ecco, vediamo l'Udinese con un errore ancora in fase difensiva. Stiamo perdendo troppi palloni sulla nostra, sui nostri 16 metri. L'Udinese è troppo macchinoso, non gioca in verticale. Eppure, ripetiamo, il primo tempo sembrava bene, perché era sul 2-0, almeno quello che potevo ascoltare alla radio. Era una partita molto fluida sotto un certo punto di vista, senso anche tecnico-tattico. Poi, come abbiamo detto, al momento del rigore che ha permesso al Verona di accorciare le distanze, qualcosa è cambiato in negativo, fino ai noi al gol del pareggio della formazione. Improvvisamente è calata la tensione nei giocatori dell'Udinese, e vediamo che il Verona sta giocando alla morte su ogni pallone. Questo sta mettendo in difficoltà i bianconeri, che cercano di uscire dal loro. Ecco, in questo momento magari, vediamo, ci sono delle folate che però non riescono a dare il senso del gioco. Non c'è come dire una sintesi sbagliata della partita, perché sono come scossi da questo, come un uppercut, un pugile prende un uppercut, va a terra, non riesce. Ecco, di nuovo il Verona sta giocando, sta occupando tutte le parti del campo. Ecco la folata sulla destra, ecco, pericolo, ai. No, per un pelo, salvato per un pelo, però c'è un offside. Sì. Offside, però il Verona riesce al momento del cross era in fuorigioco, riesce ad arrivare davanti alla porta di Silvestri con una facilità estrema, e questo preoccupa molto. Sì, c'è qualcosa, come abbiamo detto, insomma, un'involuzione per quanto riguarda tra il primo e il secondo tempo con l'Udinese. Ricordo ancora che era avanti di 2-0, e poi c'è stato questo momento di blackout che ha permesso prima la possibilità al Verona di accorciare le distanze, e poi nei primi 15 minuti del secondo tempo, con la formazione scaligera che pressava, arrivare al gol del 2-2. Ci auguriamo che siamo in questo momento al 25esimo minuto, dunque 20 minuti più recupero. Ci auguriamo insomma che arrivi quella scossa, usando il gergo tecnico, che permetta magari alla formazione friulana di riprendere il bando della matassa e chiudere, perché ricordiamo, insomma, fare 3 punti oggi, un pareggio non è che mi vada tanto bene. No, poi tra parentesi, Cioffi viene da Verona, l'ultima squadra che è nata dopo il Verona, per cui anche per lui il risultato è un risultato che ci tiene molto, per far vedere che insomma il cambio ha valso la pena. Però ecco, l'Udinese in questo momento cerca di uscire dal metacampo. Ecco un cross, c'è questa è del gol. In questo momento il riscatto dell'Udinese, un bellissimo gol di Luca, che sul cross si è gettato veramente con una foga invidiabile, ha fatto un gol. Finalmente abbiamo un bomber. Forse qualcuno dirà che Luca ha già fatto 2 gol questa giornata, e questo c'è molto bene.
forse l'Udinese si è risvegliato. Diciamo c'è stata questa pennellata dal fondo, Lucca si è trovato a suo agio, ha preso il tempo all'avversario e con un perfetto colpo di testa in contropiede ha battuto Montipò per il gol del 3-2. Che vale vantaggio. Tutto quello che abbiamo parlato fino a 3 secondi fa va nel cestino, perché chiedevamo un riscatto, il riscatto c'è stato, il bello del pallone è questo, la palla è rotonda, il calcio non è una scienza esatta, e quando meno te l'aspetti possiamo dire è arrivato il 3-2. Adesso ci auguriamo che questo risultato rimanga così. Ci auguriamo che l'Udinese sappia tenere calmi gli schemi e possa governare la partita, perché sarebbe una cosa veramente indicibile non portare questi 3 punti, che ci sono veramente, sono 3 punti che ci servono come l'aria, perché poi abbiamo anche delle squadre veramente ostiche, mi pare il prossimo turno, per cui insomma è una andiamo a Milano contro l'Inter, quindi insomma l'Inter non è che farà sconto, specialmente se magari a Napoli stasera perde. Qualcuno si augura che perda, magari i milanisti si augurano che perda, e quindi probabilmente arriverà con dentro l'allenato. Se vince, naturalmente vorrà allungare la striscia delle vittorie. Quindi è chiaro che oggi la vittoria dell'Udinese deve essere portata a casa a tutti i costi. Bene, noi ne approfittiamo, lanciamo lo sponsor e torniamo tra poco in diretta. Bene, torniamo in diretta dall'Eden Lounge Bistro di Manzano. Stiamo seguendo con voi le fasi finali di Udinese e Verona, perché si fosse messo in ascolto audio e video in questo istante. Sono giunti quasi al 30° del secondo tempo e arriva stava per arrivare il quarto gol. Peccato, la sensazione era proprio del gol, stavolta non l'ha presa bene, come si dice. Diciamo che subito che il risultato vede l'Udinese in vantaggio sul Verona per 3-2, la sequenza Ebosele al 16°, raddoppio di Lucca al 30°, accorcia le distanze il Verona su rigore di Djuric al 37°, pareggio di Ingroco al 16° della ripresa, poi al 26° minuto Lucca nuovamente con un bello stacco di testa anticipa il suo diretto avversario, di controbalzo la mette alle spalle di Montipò e pochi istanti fa l'Udinese è andato vicino al quarto gol. È una partita che si è, per fortuna, per quanto riguarda chi vede bianco-nero, noi siamo a colori, però per chi guarda bianco e nero chiaramente si è messa molto bene, perché l'abbiamo detto in corso di cronaca insieme a Enzo Cattaruzzi, il pareggio all'Udinese sicuramente non serve, soprattutto dopo la sconfitta di domenica, e visto che la classifica dietro comunque si sta muovendo. Non solo, ma possiamo dire che Coven, il suo cross che ha portato alla rete di Lucca, ha riacceso un po' quelle che sono le speranze dell'Udinese, dando un po' nuova linfa all'attacco, e quindi speriamo bene in sostanza. Ecco, di certo Enzo, come hai detto tu, il gol ha tornato, diciamo, ha ridato un po' di voglia, di fiducia rispetto a quello che si stava vedendo in questo secondo tempo. Quindi vuol dire che il riscatto è possibile anche magari una quarta rete, perché abbiamo visto che proprio quando ci collegavamo dopo lo stop l'Udinese per pochi centimetri centrava il quarto gol, e vediamo che adesso sta attaccando ancora un cross in area, vediamo in questo momento Lucca forse ci credeva un po' di più. Esatto, Lucca è stato lì e lì per attenzione, perché c'è un contropiede da parte del Verona, siamo all'altezza dei 16 metri, entra in area il giocatore del Verona, va a terra, non c'è contatto, giustamente l'arbitro lascia correre,
secondo anche da quello che abbiamo visto in diretta non mi sembrava nemmeno fallo, cioè è un po' caduto da solo. Poi Maresca era a pochi metri, quasi a un metro dal presunto fallo, quindi secondo me ha visto il pallone perso. Sì. Attenzione perché adesso siamo all'attacco dell'Udinese, il tiro, il palo, c'è stato un riscatto, veramente un risveglio. Ripartita la gara sotto le bandiere bianconere in maniera molto chiara. In questo momento vediamo che l'Udinese sta dando l'anima. Vediamo il tiro a rientrare, vedete anche rimbalzo che aveva messo fuori causa Montipò e ai noi, rivediamo un rallentatore, non è rigore. Non è rigore. C'è stato un contatto, ma addirittura lui poi col piede cerca l'appoggio per sfruttare un po'. Sì. Possiamo dire che rigore non c'era per il Verona, almeno per quanto riguarda questa azione, era netto che il VAR non ha neanche intervenuto. Soprattutto sulla ripartenza da parte dell'Udinese c'è stato questo tiro molto bello di Lovric e a portiere battuto la palla ha colpito il palo e l'Udinese insomma è andata vicinissima al quarto gol. Ora, come abbiamo detto, la partita ha un po' cambiato Canovaccio, l'Udinese che ha ritrovato anche la voglia di mantenere il risultato e il Verona si è un po' come si dice, scompato nel corso di questi ultimi 5 minuti. Ci crede un po' di meno, perché l'Udinese contrasta veramente a centrocampo, quindi ha tirato fuori gli artigli, come si dice, e in questo momento sta tenendo la gara in mano, quindi questo ci fa ben sperare. Vediamo adesso che il Verona procede a dei cambi, per cui dovrà mettere anche calciatori freschi per cercare di forse in finale negli ultimi 10-15 minuti che il Verona in qualche modo dovrà cercare di trovare il gol del pareggio, mentre l'Udinese cerca il 4-2. Vediamo l'allenatore Baroni un po' preoccupato, ma ecco Maresca che fa riprendere il gioco, dopo il cambio riparte il Verona. Siamo a 11 minuti più recupero dal termine, sempre 3-2 a favore dell'Udinese. Ora però c'è un errore da parte della formazione scaligera che permette il recupero all'altezza di centrocampo dell'Udinese. Vediamo questa folata in avanti, il tiro, telefonata come si dice. Ha avuto troppa fretta, ma comunque ci sta in questo momento. L'importante è che tirano, già la cosa importante. Cominciano a tirare in porta, già questa è cosa positiva. Ora si bisticcia in un certo senso a centrocampo, calcio di punizione a favore del Verona, proprio al 35esimo minuto del secondo tempo. C'è questa punizione a favore del Verona sulla 3/4 di campo. Certo, dobbiamo dire che la doppietta di Lucca segna un po' la partita, perché in questo modo forse abbiamo trovato un gol d'oro. Serviva anche il fatto che riesca a sbloccarsi, è fondamentale per lo stesso giocatore, anche per la voglia insomma, di continuare. Non dimentichiamo che viene dalla Serie B, doveva anche acclimatarsi, e forse la società lo aspettava e mi pare che dovrebbe essere, ecco, possiamo dire che abbiamo visto anche un altro Silvestri, no? Rispetto alla gestione sottile abbiamo visto un Silvestri completamente forse più sicuro anche dei suoi mezzi, forse prima era smarrito perché in qualche modo forse non aveva la consapevolezza del ruolo, perché noi sappiamo che i portieri hanno un ruolo molto importante, quello non solo di sostare la difesa, ma deve essere un po' anche spavaldi per dare un po' sicurezza alla squadra, insomma lui lo era, ha perso le prime partite mi pare che era un po' non dava di ambiguità, e per cui già subito si parlava di una sua sostituzione, ma poi ha ripreso adesso di nuovo sicuro tra i pali dei bianconeri. Certo. E noi ne approfittiamo per un altro gol da parte dei nostri sponsor in questo caso. Restate con noi, 62 secondi e torniamo in diretta. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.
Torniamo in diretta, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, qui dall'Eden Lounge Bistro di Manzano, dove seguiamo con voi le fasi finali del match tra Udinese e Verona. Il risultato è di 3-2 a favore della formazione bianconera, un Udinese che ha avuto un attimo di smarrimento, soprattutto a inizio ripresa, quando il Verona è riuscita a raddrizzare la partita dal 2-0 iniziale, è passata al 2-2, poi per fortuna Lucca è riuscito a sbloccare nuovamente la sua voglia di gol e ha permesso insomma alla formazione friulana di tornare in vantaggio 3-2. La partita è cambiata completamente col fatto che l'Udinese è riuscita a recuperare soprattutto a centrocampo quello che era il momentaneo blackout. Poi la tifoseria mi pare che rumoreggia molto bene, cioè spalleggia la squadra, ecco, sentiamo che la curva che in questo momento sta inneggiando l'Udinese sta spingendo proprio l'Udinese a difendere questo 3-2. Ecco, mi pare che il Verona sta cercando ancora di riprendere molti lanci lunghi, anche perché siamo all'83esimo, se non vado errato, per cui il tempo stringe e in qualche modo Verona deve trovare una soluzione per il pareggio, mentre l'Udinese mi pare che è molto più gardino in questo momento, soprattutto a centrocampo, dove ci interessa che tenga un po' i fili della gara. Ecco, vediamo in questo momento che l'Udinese è proprio un'altra gara, caro Omar. Sì, abbiamo detto insomma, no? le linee di centrocampo stanno funzionando, l'Udinese sta chiudendo tutte le fasi di manovra da parte della formazione veronese. Sicuramente il gol del 3-2, come abbiamo detto più volte, fiducia, no? di nuovo alla squadra, e i cambi sono stati azzeccati proprio nel momento in cui ci sono stati i cambi con l'entrata di Taven e di Loric. Sono stati utili proprio a dare quel momento di ossigeno che mancava. Ha dato un altro volto, diciamo così, al centrocampo. Ha cambiato completamente la partita. Adesso bisogna stare molto attenti perché gli ultimi minuti finali sappiamo che l'Udinese ha rischiato parecchie volte, ha trovato il pareggio, come abbiamo visto la partita col Monza per esempio, è rimasta epica. Ecco, in questo momento il Verona sta lottando su qualsiasi pallone perché deve in qualche modo trovare qualche soluzione, anche se è più macchinosa la squadra scalese in questo momento. Sì, diciamo che stanno, come abbiamo detto, stanno giocando molto bene per quanto riguarda anche la disposizione delle cosiddette linee, no? La mediana e la linea difensiva stanno andando avanti con una certa logica, e questo insomma permette di respirare, e soprattutto l'avversario non è in grado di costruire una manovra efficace per quanto riguarda la ricerca del gol. Un Verona che è costretto gioco a forza a giocare sugli esterni, e questo insomma permette all'Udinese di respirare da una parte, ma soprattutto tenere lontane le maglie gialle. Meglio la gara. Le maglie gialle. Adesso c'è un calcio d'angolo per il Verona, vediamo un attimo come gli sviluppi di questa azione. 5 più recupero. I calci piazzati sono sempre un rebus per la difesa dell'Udinese, a dire il vero, e stare molto attenti perché abbiamo visto molte partite che si sono perse o abbiamo pareggiato proprio su questi calci piazzati. Vediamo se siamo questa volta più guardinghi. Ecco, la difesa dell'Udinese allontana il pallone dall'area. Il calcio d'angolo comunque, come avete potuto capire, è stato abbastanza innocuo, c'è stato questo traversone in mezzo, la difesa friulana ha allontanato, adesso però c'è il Verona al limite dell'area, c'è stato un contrasto regolare giustamente da parte dell'arbitro, ripartenza dell'Udinese, attenzione, Lovric serve molto bene, per poco poteva portare pericolo nella difesa. Bellissima azione. È stato molto bravo perché ha saputo tenere palla, è uscito con la palla al piede dall'area di rigore, ha fatto un dribbling su 2 avversari, è andato via in velocità sulla fascia, ha crossato, e proprio per una questione di inerzia non è riuscito a servire un pallone d'oro a Lucca, che praticamente a quel punto si sarebbe trovato un'autostrada aperta e poteva probabilmente andare anche a concludere. Effettivamente. Ecco, vediamo adesso c'è una punizione a favore dell'Udinese, è un fuorigioco, mi sembra. È un fallo di mano. Un fallo di mano del giocatore Scarigero. Altro cambio, intanto 2 sostituzioni nelle file dell'Udinese, vediamo chi esce.
Pagero e Zemura escono, anzi no, Pagero scusa e Zemura entrano. Sì. Ecco. Vediamo chi esce. E Bosele sicuro. Allora, Pagero è fuori, entra in Zibue. E ora vediamo il secondo cambio. Con questo Soffi praticamente ha esaurito il famoso 5 cambi, però si manda aria fresca, leve fresche nella fase difensiva. Per cercare di tenere il risultato o forse anche di incrementarlo. Noi speriamo sempre di avere un quarto gol, no? Ci auguriamo questo alla fine, no? Da parte dell'Udinese. 2 minuti e mezzo più recupero, sempre 3-2 a favore dell'Udinese, calcio di punizione per i padroni di casa, scodellata verso i 16 metri ospite, l'arbitro però ha interrotto il gioco, ha visto qualcosa, probabilmente un fallo o una posizione non regolare da parte di Tavenna, dunque calcio di punizione a favore della formazione scaligera. Attendiamo anche trepidanti quanti saranno i minuti, io dico 5. Potrebbe essere, io direi sui 3 minuti. Io metto 5 minuti di recupero delle sempre. Certamente ci azzecco quasi sempre. Di solito sono i 5 minuti. Dando il fatto che ci sono stati comunque dei cambi nella ripresa da una parte e dall'altra, sicuramente l'arbitro darà come minimo 5 minuti. È stata comunque una partita molto regolare, al momento sì. Anche se, ecco qua, i falli. Ecco, abbiamo appena parlato, c'è stato un brutto fallo a centrocampo ed è arrivata la munizione del Verona proprio. È chiaro che in questo momento il Verona cerca di tamponare l'Udinese in tutti i modi perché sta perdendo una brutta entrata sì. Proprio brutta. Di Bonazzoli, se non vedo male. Protesta con l'arbitro e sta rischiando un rosso perché il fallo è talmente evidente che non può negare un fallo, poi un fallo da terra, da dietro. È una bella cosa. Tanto la regia ci ripropone il gol dell'Udinese, nettamente in posizione regolare al momento del cross, la scodellata da parte di Toven, il colpo di testa molto bello di Luca che ha preso il controtempo, il portiere Scaligero e ha permesso all'Udinese di raddrizzare questa partita e tornare quello che conta è tornata in vantaggio, dunque 3-2, dopo che l'Udinese ricordiamo era avanti di 2-0 e poi c'è stato un po' di blackout. C'è stata la rimonta del Verona e poi c'è stato questo scatto finale. Ecco, vediamo adesso i tempi di recupero che sono interessanti. Pochi secondi noi abbiamo il vantaggio rispetto a voi che abbiamo la bassa frequenza, dunque siamo avanti 20 secondi rispetto alla telecronaca in diretta sulla sua televisione. Ecco, vediamo adesso il recupero, siamo pochi secondi. Tempo scaduto in questo momento, siamo giunti al 90esimo. 5 minuti. Omar ha indovinato una volta, bravo Omar. L'esperienza, ormai sei. Ancora 5 minuti dobbiamo soffrire per poi sperare di portare a casa questo risultato. Sarebbe un risultato pesantissimo anche in chiave futura, dopo la sconfitta di domenica con la Roma, che grida ancora un po' vendetta, sotto grida un po' di vendetta. Però come stava andando sta partita, insomma, stanno arrivando 3 punti. Dovremmo andare a Milano col cuore più leggero, nel senso di giocarsi la partita. Vediamo adesso che il Verona sta cercando di nuovo di riprendere in mano la gara perché, ecco, vediamo. Però ripartenza dal basso, sempre ripartenza dal basso. Però più macchinosa Questo perché l'Udinese, come abbiamo detto negli ultimi minuti, sta giocando molto bene con le linee difensive e con la linea mediana che sta obbligando gioco forza la formazione scaligera a ripartire dal basso e giocare largo per tentare insomma di arrivare verso la porta di Silvestri. Però non dobbiamo adesso dobbiamo stare molto attenti magari perché un po' meno non ha niente da perdere, gioca la morte. Ecco, vediamo di nuovo un attacco del Verona. L'Udinese sta cercando di tenere base e riesce un momentino a bloccare la folata sulla sinistra del Verona. Fallo laterale a favore della formazione bianconera. Siamo intanto, è già andato 1 minuto e mezzo dei 5 di recupero, il risultato ancora vi ricordo 3-2 perché si fosse messo in ascolto audio e video in questo momento, fasi finali del match
tra Udinese e Verona. Stiamo trasmettendo in diretta dall'Eden Lounge Bistro di Manzano, qui via Nazionale, anzi via Udine per la precisione, a Manzano. Ora il gioco è fermo e probabilmente c'è Silvestri sarà a terra. Qualche minuto in più di recupero. Probabilmente l'arbitro concederà un minuto in più rispetto ai 5 concessi. Vediamo Silvestri a terra, forse un piccolo risentimento, diciamo così, è un momento per perdere tempo, giustamente, secondi utili da recuperare. Può andare bene a tutte e due le squadre, perché chi vuole in qualche modo fare il rush finale, chi magari... diciamo, può andare bene all'Udinese, ma non al Verona, che deve cercare il gioco forza al gol del pareggio. L'Udinese sono comunque secondi preziosi per rifiatare in un certo senso. Sicuramente sarà un minuto in più, sicuramente. Sì, perché praticamente si è giocato un minuto e mezzo. Conoscendo anche l'arbitro Maresca, che è molto scrupoloso. Si è perso almeno un minuto si è perso nel frattempo. Conoscendo anche Maresca, che comunque sia lascia terminare tutte le azioni, non è che chiude subito la gara, quindi saranno minuti veramente intensi di apprensione, perché in questo momento il risultato ci favorisce e naturalmente l'Udinese dovrà tenere la palla lontano dalla propria area di rigore. Gioco di nuovo interrotto, calcio di punizione a favore dell'Udinese. È un gioco molto spezzettato, appunto perché c'è un nervosismo in campo. D'altro non abbiamo detto che il Verona deve cercare il gol del pareggio, l'Udinese invece deve soltanto mantenere i nervi saldi e cercare insomma di portare a casa questi 3 punti che, ripetiamo, sono 3 punti d'oro nel vero senso della parola. 1 minuto e mezzo ancora da giocare per quanto riguarda i 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Ultimi assalti scaligeri verso l'area dell'Udinese, ma la palla rimane sulla 3/4 e dunque in posizione tranquilla, come si dice in questi casi, che permette alla formazione bianconera di respirare e soprattutto palla lontana, i secondi girano, la lancetta va avanti e quello che conta è che il Verona per adesso è là, fuori, tranquillo. Vediamo ora adesso c'è il Verona di nuovo in possesso palla, sulla 3/4, stessa manfrina degli ultimi 20 minuti. Cross pericoloso, tenta di nuovo la rovesciata che aveva portato al gol. Ha fatto anche un bel gol, quello del pareggio adesso è un bellissimo gol. Un bel gol quello del pareggio del Verona, una mezza rovesciata che non ha lasciato scampo a Silvestri. Ancora 20 secondi tecnicamente al termine della partita, secondo il cronometro, dei 5 minuti concessi. C'è stata questa conclusione che però si è spenta abbondantemente sul fondo e che permette a Silvestri di rimettere in gioco con calma. Il recupero praticamente è terminato, anche 5 minuti di recupero se ne sono andati, l'arbitro chiaramente farà giocare ancora un minuto scarso giusto per recuperare il tempo perso al momento del leggero infortunio che era stato corso a Silvestri. Siamo 20 secondi oltre il tempo massimo concesso dal direttore di gara. Ecco, Silvestri ha rimesso la palla in gioco, vediamo Maresca che controlla il cronometro. L'arbitro ha il fischietto in bocca, attendiamo soltanto il triplice fischio finale. La rimessa dell'Udinese che naturalmente cerca di perdere tempo per portare ancora dei secondi preziosi verso la fine, ma ecco interviene Maresca di nuovo. L'arbitro dice che si deve andare avanti. 1 minuto extra giocato, siamo già a 6 minuti di recupero. La palla però è verso la 3/4 veronese, dunque molto lontana il pericolo. Ora c'è la rimessa laterale del Verona, ma anche il Verona non è che si stia tanto affrettando a rimettere in gioco. Pallone per l'Udinese, giustamente calciata la palla fuori. C'è stato questo tiro più da perdere tempo. Probabilmente troveremo il fischio di Maresca. Forse l'ultima folata, speriamo bene. Esce Silvestri, gol. Incredibile
incredibile ancora una volta. Lo abbiamo elogiato fino adesso, abbiamo detto grande partita di Silvestri, e proprio al tempo extra abbondante scaduto il recupero del recupero è andato, come si dice, a farfalle, in questo incredibile, caso, è uscito completamente, ha sbagliato completamente i tempi dell'uscita, poteva fare quello che voleva, poteva anche bersi un caffè, come si dice in questi casi, un innocuo pallone buttato in aria, una partita stravinta da parte dell'Udinese, come si dice, è andato, come si dice a Milano, è andato insieme il nostro portiere, è stato proprio un cross della disperazione, Silvestri completamente a farfalle, e è arrivato il pareggio del Verona, dunque 3-3 l'Udinese negli ultimi minuti incredibile. È veramente non sa tenere il risultato. Questo la dice giusto lunga. per dovere di cronaca, un po', se vi ricordate quello che accadde in Italia-Argentina tra Zenga e Ferri, e arrivò Caniggia e ci fece il gol del pareggio. È praticamente un cross inutile. Abbiamo visto col Monza la stessa cosa, quindi è un vizio che dobbiamo togliersi, altrimenti 3-3 in pieno recupero. Si gioca ancora, comunque si gioca ancora. Incredibile. Era una partita stravinta da parte dell'Udinese senza nessun problema. Ripetiamo questo cross. Il vantaggio ben 2 volte, ben 3 volte, ben 3 volte è stato raggiunto, una cosa incredibile. 8 minuti di recupero. Incredibile, a Udine dunque 3-3, il pallone rotondo, l'abbiamo detto più di una volta, purtroppo il calcio non è una matematica e non è nemmeno una scienza esatta. E quando ormai la panchina del Verona era disperata, occhio, perché adesso sta recuperando ancora. C'è un pericolo veramente potente, perché vediamo l'Udinese è smarrita in questo momento, il Verona sta continuando a giocare, a pressare per poter portare a casa la vittoria. Finisce dunque in questo momento Udinese-Verona 3-3, vi ricordo la sequenza delle marcature: vantaggio friulano con Ebosele al 16° del primo tempo, raddoppio di Lucca al 30°, il Verona poi accorcia le distanze sul calcio di rigore grazie a Djuric che batte il nostro estremo difensore, pareggio del Verona al 16° della ripresa con il Gronche, almeno così mi è stato riferito, poi nuovamente l'Udinese in vantaggio 3-2 con Lucca, che è stato molto bravo a pescare il cross pennellato da Toven dalla sinistra e di controbalzo a mettere la palla del 3-2. Quando sembrava tutto deciso, cioè tutto finito, eccetera, tanto siamo stile Luigi Necco da Napoli, così abbiamo anche noi il pubblico che viene da dietro a presenziare, d'altronde non siamo una TV a pagamento, diamo spazio un po' a tutti. Esatto. E dicevo, quando sembrava tutto deciso, e c'è stato questo cross innocuo da parte della formazione veronese, ai noi il nostro estremo difensore, che l'abbiamo elogiato fino a quel momento, è andato abbiamo detto trovato, è andato a farfalle, e il Verona si potrebbe dire a mettere dentro questo tipo qui è andato a funghi, perché veramente è una cosa incredibile. Eravamo già pronti a dire che l'Udinese si era ripresa, che erano 3 punti d'oro, invece improvvisamente abbiamo visto l'Udinese si è lasciata sfuggire la vittoria quasi, c'era già in tasca praticamente, vittoria su 2-0, 2-2, su 3-2, si è fatta raggiungere nel recupero del recupero. Incredibile. Penso che però Corso sarà arrabbiato veramente forte, perché questa proprio è stata una cosa incredibile. Anche perché, ripetiamo, stavano tranquillamente controllando la partita, tutte le azioni velitarie da parte della formazione avversaria erano tranquillamente controllate, poi c'è stato questo innocuo cross e ai noi il portiere è andato fuori tempo. Forse se rimaneva in porta era meglio. È andato completamente fuori tempo, perché la famosa mia tua mia non si sono capiti tra Silvestri o non ha chiamato la palla, come si dice in questi casi. Il nostro difensore ha atteso che lui venisse fuori e purtroppo è andato a farfalle. Diciamo che tra Monza e oggi abbiamo perso 4 punti sicuri. E per cui 4 punti sulla carta sicuri. Ricordiamo che l'Udinese stava arrivando da un momento non proprio positivo col cambio dell'allenatore, eccetera. Diciamo subito che Cioffi in 5 partite comunque ha portato a casa 5-6 punti. Diciamo che ha cambiato un po' la mentalità. Io
devo dire, da ero scettico, ma devo riconoscere che Cioffi ha dato delle motivazioni veramente grosse allo spogliatoio. Poi abbiamo visto la dabbenaggine, tra virgolette, dei calciatori, ha fatto sì che il risultato non è stato pieno, ma però insomma positivamente. Senti, adesso si va a Milano sabato sera contro l'Inter, chissà che magari Colpaccio si scappi. Perché un tifoso spera sempre Colpaccio come ha fatto col Milan, no? Come ha fatto in altre situazioni. Certamente dispiace molto perché abbiamo perso 2 punti veramente che, come dicevi tu, erano 3 punti buoni, purtroppo dobbiamo accontentarci di un punto solo. Chiudiamo qui, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto per quanto riguarda lo speciale Udinese-Verona, risultato finale a Udine, 3-3 tra Udinese ed Hellas. Chiudiamo anche dall'Eden Lounge Bistro di Manzano e non resta che augurare a tutti voi una buona prosecuzione di domenica nei migliori dei modi, come si dice in questi casi. No? Mandi, alla prossima. Parte la pubblicità e poi chiudiamo.